Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. L'atletica delle meraviglie, con tutte le sue variabili, che sa regalare sempre emozioni grandi, ma anche scenari incantevoli disegnati da madre natura in un territorio di rara bellezza, ha scandito i tempi di un fine settimana indimenticabile in Val Tramontina. In un territorio incontaminato, con meravigliosi scorci paesaggistici, siti di interesse culturale e prodotti enogastronomici deliziosi, la corsa in montagna si è vestita a festa per assegnare i titoli europei master di mountain running, trail running e nordic walking, disciplina che ha fatto qui il suo esordio ufficiale ai campionati continentali. Sentiamo il presidente del comitato organizzatore Giampaolo Bidoli, intervistato da Stefano Ceiner. È tutto pronto, le condizioni meteo sono ideali, direi che possiamo partire. Sì, direi di sì. Per noi è stato uno sforzo ed è ancora uno sforzo importante perché, diciamo, nonostante i 200 volontari che supportano e il LOC, insomma, io rappresento il comitato organizzatore, ma come potete immaginare dietro di me ci sono tantissime persone che ci permettono di organizzare un evento così grande, così importante in un territorio anche che, insomma, se lo merita, posso dire, perché dopo tanti anni di organizzazione di eventi a carattere regionale e un nazionale con gli alpini ANA, adesso avere un europeo per noi è stata una grande soddisfazione ottenerlo, e adesso un impegno importante costruirlo e gestirlo, quindi siamo pronti e aspettiamo di vedere gli atleti al nastro di partenza. Presidente, ricordiamo anche che ricorderemo la Val Tramontina per quanto riguarda questo evento internazionale master dedicato alla corsa in montagna e al trail running, anche per una prima assoluta, perché ricordiamo che proprio qui in Val Tramontina si organizza la prima edizione del campionato europeo di nordic walking. Sì, ecco, non ci siamo fatti mancare nulla, per cui già la corsa in montagna e il trail, una competizione abbastanza, diciamo, complicata dal punto di vista organizzativo, perché percorre dei sentieri e dei posti che sono dal punto di vista ambientale e anche paesaggistico e anche per gli atleti meravigliosi, però potete capire che comunque l'organizzazione ha dovuto sopportare un grande sforzo. Il Nordic Walking, ecco, abbiamo questa bellissima manifestazione, è una prima per noi, ci mette, come dire, alla prova. Noi siamo pronti, insomma, speriamo che il percorso che è stato predisposto con questo anello di quasi 1 chilometro che da percorrere per 8 volte, ecco, sia soddisfacente, ma credo che gli atleti che hanno già provato il percorso hanno dato un feedback abbastanza positivo, e quindi siamo felici anche di questo. Sabato mattina, cui le nostre immagini si riferiscono, nella Mountain Race di 9 km e 2 hanno corso 315 atleti provenienti da 17 nazioni. Si sono fregiati del titolo continentale gli azzurri Ana Nanu e Filippo Barizza. Barizza, categoria M40 dell'Atletica Dolomiti Belluno, ha vinto bene in 43,18, precedendo il ceco M45 Jaroslav Vitec, 44,38, e l'altro italiano Luca Benini, M35, che ha concluso in 45,1. Al via anche Don Franco Torresani, il prete volante trentino, vincente di svariate edizioni dei mondiali di montagna. Ceiner lo ha intervistato prima del via, e poi la parola al vincitore Filippo Barizza. Ascoltiamo. Abbiamo il 7 volte campione del mondo, l'altra settimana ha vinto a Telfes in Austria il suo appunto 7° titolo mondiale, con 4 titoli europei, quindi è qui Franco Torresani del team italiano. Allora Franco, 4 titoli europei, parliamo ovviamente della gara continentale, e oggi sei concentratissimo magari per cercare di portare a casa la 5ª medaglia d'oro. Più che la 5ª medaglia d'oro sono ben concentrato a domani per le 5 celebrazioni, non per il quinto titolo ma per le 5 celebrazioni a cui dovrò officiare in Trentino, sul lago di Garda, Arco. Ecco, quindi la testa è già lì e comunque adesso bisogna concentrarsi qui, e direi che il risultato migliore è quello di portare a termine innanzitutto la competizione, al di là del fatto di essere stato con la nazionale italiana assoluto negli anni addietro, anche qui in Friuli. Il risultato migliore è quello di non essere mai ritirato in nessuna competizione in oltre 40 anni di attività agonistica. Ecco, quindi questo è il primo obiettivo. Poi il resto, l'importante è che sia una grande festa, l'organizzazione è straordinaria, l'ho appurata tante volte anche qui venendo in Friuli, dove ho ottenuto l'unica volta che sono uscito dal podio in una rassegna iridata, è stato proprio qui in Friuli.
Senti Franco, tutti questi titoli mondiali e europei, quando e come ti sei avvicinato alla corsa in montagna? Ma la mia famiglia è sempre stata una famiglia di contadini con i prati in salita, quindi a portare sul fieno e mele sempre su per gli orbi, per le salite dure. Poi la montagna è sempre fatto parte della mia infanzia e lo sport anche in generale, ecco, non solo come atleta ma anche come organizzatore, mi piaceva sempre organizzare, mettere insieme, mobilitare le energie su tutti gli sport. Sì, la gara oggi è andata bene, ho cercato di partire regolare, intorno al secondo, terzo chilometro ho forzato, sono riuscito a staccare il gruppettino degli altri e ad arrivare da solo. Sono molto contento perché vengo da una decina di giorni con un po' di problemi fisici al gluteo e ho dovuto un pochettino rallentare con la preparazione. Comunque sono molto contento di aver partecipato, di essere arrivato primo assoluto e anche primo di categoria M40. Beh, vengo da provincia di Venezia, da Mira, e questo è il mio primo titolo europeo. In realtà con le racchette da neve ho già vinto un titolo europeo e ho fatto 2 volte secondo al mondiale, però diciamo ufficialmente sulla corsa in montagna questo è il mio primo titolo internazionale. Tra le donne al via anche Lorna Kiplagat che a Udine 2007 vince il titolo mondiale di mezza maratona. Se la sono giocata fino all'ultimo metro l'italo-rumena Nananu F45 dell'Atletica Rimini Nord e l'ungherese Mereni Timea F50. La spuntata l'azzurra per un solo secondo, 50 minuti e 5 contro 50 minuti e 6. La belga Charlotte Cotton F40, campionessa uscente, si è aggiudicata il bronzo in 50 e 54. Gli atleti regionali hanno fatto la loro parte in un contesto così qualificato. Dennis Neukom si è classificato settimo assoluto e secondo della categoria M35. Alessandro Morassi terzo nella M45. Bronzo anche per il maratoneta di Dogna Franco Plesnicar nella M50. Tra le donne niente medaglia, ma 2 quarti posti con Valentina Bonanni F50 e Maria Teresa Andreos F65. Ascoltiamo alcune brevi impressioni di Franco Plesnicar. Mi sto allenando ancora abbastanza, però chiaramente non sono al top come una volta. Comunque la gara l'ho chiusa degnamente, penso anche come categoria, se non so. Faccio complimenti agli organizzatori che hanno fatto un bel tracciato, duro, che tutti dicevano che non era duro, infine è duro perché c'è tanta salita, tanta discesa e un bel lungo piano che se non ce n'hai alla fine è dura. Comunque ringrazio tutti quanti, sì, bravi insomma per aver organizzato in queste condizioni la gara. E siamo alle gare di domenica. L'Italia ha dominato il Nordic Walking, un'ottantina gli atleti al via che hanno gareggiato su un anello di 870 metri da percorrere 10 volte. Doppio oro per i colori italiani con Paola Vicenzi e Luigi Sesso. Nel trail di 43 km femminile vittoria dell'Azzurra F40, Valentina Michielli in 4 ore 41 e 4 davanti alla friulana Irene Palazzi F40 dei padisti Cordenons che ha chiuso la prova in 5 ore 3 minuti e 24. Oro per Fabiola Giudici Atletica 2000 nella F35 e bronzo per Eva Paternoster Val Rosandra Trieste nella F45 e Chiara Di Lenardo Timau Cleulis nella F60. In campo maschile ha vinto il francese M35 Guilherme Roger, 3 ore 55 e 3, ottimo secondo e primo di categoria Andrea Moretton, M40 dell'Atletica Aviano in 4 ore 2,25. Oro per Egidio Culos, Atletica San Martino nella M75, bronzo per Marco Visentini e Aldo Moro Paluzza nella M45. La parola al delegato tecnico dell'evento, Giovanni Tracanelli. Siamo finalmente soddisfatti, è stata dura, abbiamo fatto dopo 2 anni di lavoro, di rinvii, di problemi legati alla pandemia, legati a problemi anche logistici, tecnici, finalmente il campionato è nel pieno del suo svolgimento. Ieri c'è stata una splendida cerimonia di inaugurazione con sfilata a tramonti di sopra, è stata una prima occasione di promozione di questo splendido territorio. Oggi gli atleti provenienti da circa 20 paesi europei potranno vedere, prendere direttamente visione delle bellezze della valle e soprattutto lo faranno domani con il trail running che porterà i concorrenti dopo 43 km a vedere tutto quello che c'è in Val Tramontina. Che altro dire? È stato un grande lavoro, un lavoro di squadra, con alcune tensioni, con stanchezza, ma oggi finalmente stiamo raccogliendo i frutti e anche
il tempo che ci preoccupava, le previsioni meteorologiche che ci preoccupavano tantissimo, sono finora dalla nostra parte. Ieri, dopo le piogge di mattina, è uscito il sole che ha consentito di rendere la cerimonia di inaugurazione una grande festa con musica per tutti e con allegria per tutti quanti. E questa mattina il cielo si è già aperto, per cui anche la corsa in montagna, che è in corso in questo momento, sta volgendo regolarmente, e confidiamo che sia lo stesso domani per il trail running, per concludere in bellezza questo evento che è un unico, ma speriamo non sia... è un primo evento internazionale per la Val Tramontina e confidiamo, ne abbiamo già parlato anche con la federazione, sia con la FIDAL che con quella europea, confidiamo non sia l'ultimo. È tornata Greta Iuri, a lei la parola per le ultime notizie con il più cordiale arrivederci alla prossima settimana. Alla finale del campionato di società Under 23 di Bergamo, il miglior piazzamento finale per le nostre squadre è stato quello dell'Atletica Brugniera Friuli-Intagli femminile, classificatasi sesta, mentre negli uomini Brugniera è settima e la Trieste Atletica 12ª. Emiliano Brigante, Trieste Atletica, vincendo, è andato a prendersi l'ultimo record regionale della marcia che gli mancava, quello dei 5.000 con 20, 41 e 40, dopo una volata al fotofinish con il livornese Giulio Scoli. Sempre per la Trieste Atletica, ottimo Samuele Della Pietra sui 5.000, con il personale abbassato a 14, 29 e 62. Terzo nei 200 Paolo Messina in 21,89. Bel terzo posto nel martello da 7 kg di Ivan Urlini con 42,99 e record personale di Fabio Vicic sugli 800 con 1,55,61. L'Atletica Brugniera Friuli-Intagli in campo maschile ha portato a casa 2 vittorie, un secondo e un terzo posto. Ancora in grande condizione malgrado una stagione lunga e faticosa, Mascia Costa vince i 1500 in 3,52 e 22 ed è secondo negli 800 con 1,50,07. Non delude Michele Fina, che sfiora i 70 metri di giavellotto e vince con 69,75. Terzo Simone D'Alzilio, con 2,05 di alto. Nelle donne, doppietta di Giorgia Bellinazzi con 11,99 sui 100 e 24,36 sui 200 e secondo posto di Federica Botter nel giavellotto con 48,39. Chiudiamo l'odierna puntata segnalando agli amici appassionati delle camminate all'aria aperta che domenica 26 settembre a San Daniele del Friuli si svolgerà la 6ª edizione della marcia tra le colline del prosciutto. La manifestazione, organizzata dal gruppo Marciatori Aquile Bianconere con il benestare della FIASP, si svolgerà sui 3 diversi percorsi di 6, 10 e 16 km, con partenze dalle 7:30 alle 9:30 dal parco della casa residenziale di San Daniele, ex centro anziani. Sul percorso e in zone iscrizioni sarà applicato il protocollo federale FIASP per le misure di contenimento del coronavirus. Months.